minicuccioli vanno in gita nell'orto della scuola. All'ingresso dell'orto incontrano un nonno contadino che dice di aver bisogno di giovani in gamba. I minicuccioli sono in gamba. Olly è sempre allegra, portatile e intelligente, senza nome attento e pronto, Diva è gentile, pio e paziente, e Cilindro è forte. Il nonno contadino dà loro gli attrezzi e diversi vasetti con semi antichi da seminare in primavera. Arriva l'inverno e i minicuccioli sono impegnati a rimescolare la terra. Quanta fatica, ma muoversi fa bene. Giunge la primavera. Che emozione seminare questi semi rari. Dal calendario si tolgono alcuni fogli ed ecco spuntare i primi germogli. Con pazienza e tanta cura si può imparare l'agricoltura. Arriva l'estate e con il caldo maturano i frutti colorati e saporiti. Ormai è autunno, i minicuccioli raccolgono i frutti e conservano i semi per l'anno prossimo. Il ciclo dei lavori per quest'anno è terminato e i minicuccioli una festa hanno organizzato. Siete tutti invitati nel giorno di San Martino ad assaggiare i frutti dell'orto poligonino. Aveva un senso molto bello e mi è piaciuto perché andavano in gita, tutti hanno collaborato, sono stati insieme e mi è piaciuto. Si sta all'aperto fuori, invece non si sta dentro tipo in casa a giocare con i videogiochi. È importante la salute. Per me questo cartone è molto istruttivo anche per tipo piantare le piantine, avere più cose da fare nelle vacanze. Questo argomento per me si basa più sull'ambiente, l'agricoltura e anche l'attività motoria. Questo video mi è piaciuto perché i bambini sono stati molto bravi a disegnare e hanno animato un orto fantastico. Sono stati bravi a disegnare le case e sono colpita che hanno fatto tutte le classi tranne le quinte.